Zelarino. Paura in un palazzo di via Martiri, dove in pochi istanti è divampato un incendio all'interno di un'abitazione al primo piano. Pare che l'allarme l'abbiano lanciato i vicini di casa del proprietario, che era fuori. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme. Pesanti i danni all'appartamento, non solo la camera è entrata in contatto direttamente con le fiamme, ma anche gran parte dei muri anneriti dal fumo. Le cause sono ancora al vaglio. Portogruaro. Disagi pesanti in mattinata nel tratto di autostrada A4 fino alla Tisana. Lo scoppio di un pneumatico ha causato l'incidente di un mezzo pesante di trasporto mobili, lanciando l'arteria a lungo interdetta al transito per permettere le operazioni di recupero di vigili del fuoco e operatori di Autovie Venete. Nessuno è rimasto ferito, ma il tir ha sfondato il guardrail finendo sulla carreggiata della direzione di marcia opposta, perdendo il carico e mandando la viabilità nel caos. 3 i chilometri di coda in direzione Trieste, 8 verso Venezia. Riviera. Continua l'operazione della Guardia di Finanza Colpo di Tacco, iniziata lo scorso novembre per contrastare il lavoro irregolare soprattutto nel settore calzaturiero. Nei giorni scorsi sono stati controllati decine di opifici. I finanzieri hanno incastrato gli evasori, accertando irregolarità fiscali e contributive su oltre il 70% dei 48 laboratori manifatturieri controllati, dove sono stati individuati 28 lavoratori in nero e 104 impiegati irregolarmente, denunciati anche 2 cittadini cinesi clandestini.